Come sappiamo, quest'anno cade l'8° centenario della morte di Francesco e allora siamo invitati a meditare l'eredità spirituale del poverello d'Assisi come è stata colta, raccolta, rilanciata da Antonio. Cosa ha preso il giovane Fernando, poi Antonio, dal carisma francescano? Ha preso certamente l'ardore del martirio, l'amore appassionato per l'umanità di Cristo e la scelta radicale del Vangelo. Ma dove Francesco era il profeta dell'intuizione, il cavaliere di un amore vissuto nella nudità, nella semplicità, Antonio vi ha innestato la sapienza della scrittura e della riflessione teologica. È infatti noto come Francesco denominava Antonio, per indicare il suo sapere teologico, il mio vescovo. Vedeva in Antonio una teologia affidabile. Sì, è in un celebre e breve scritto autobiografico, nota come la lettera a frate Antonio, che Francesco si rivolgeva ad Antonio chiamandolo esplicitamente il mio vescovo.